Ora basta con i facinorosi e i violenti, bisogna prevedere pene più severe per i reati commessi dagli immigrati, al minimo accenno vanno trattati sulla base del loro comportamento e quindi sbattuti dentro o rispediti da dove sono venuti, senza se e senza ma. L'ennesima invettiva del presidente Luca Zaia si riferisce agli episodi di tensione avvenuti in questi giorni nel Vicentino e nel Trevigiano. Chi si rende protagonista di comportamenti aggressivi, prepotenti o peggio violenti, sostiene Zaia, non ha alcuna giustificazione e va espulso immediatamente. Va anche detto basta, conclude, a questa situazione incredibile per la quale migliaia di persone, delle quali 2/3 non sono profughi ma migranti economici, vengono mantenute senza fare niente dalla mattina alla sera e per ringraziare combinano guai e violano la legge, le più normali regole della convivenza civile. Nel veneziano intanto la situazione è critica. A Jesolo i 72 profughi inviati alla sede della Croce Rossa di Via Levantina non hanno potuto dormire nelle tende previste perché il maltempo ha impedito di montarle. I responsabili hanno fatto fronte all'emergenza nell'emergenza, sistemando le brande nei corridoi della struttura. Il montaggio della tendopoli è stato ultimato solo nel pomeriggio. In controtendenza rispetto a molti suoi colleghi, il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori Massimiliano Schiavoni invita a non drammatizzare. Jesolo si è attrezzata egregiamente, offrendo un'accoglienza efficace sia in termini di sicurezza che di rapporto con le caratteristiche di una città turistica, sostiene. Quello che preoccupa non è la realtà dei fatti, ma l'immagine offerta dai media. Dare un'impressione falsata della realtà potrebbe mettere in crisi il sistema alberghiero.